Spot. La musica stimola il corpo, la mente, l'anima. La musica è arte. Affidati a chi della musica ha fatto la sua vita. Studio di registrazione allo stato dell'arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito. Esperienza quarantennale per risultati sensazionali. Arrangiamenti, missaggi e mastering di alta qualità con apparecchiature analogiche e digitali. Allo stato dell'arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito, via Pietro Mascagni 49, Catania. 347 788 4953. Pagina Facebook allo stato dell'arte Sea Musica. Sea Musica, produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok. Sea Musica, via Santa Maria di Bethlehem 31, Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook Sea TV oppure chiama il 345 8792 083. Perché da noi la tua pubblicità funziona. Ma che mi date? Il microfono spento mi date? Buonasera comunque, buonasera. Ah, posso? Thank you very much. Buonasera, salve. Allora, buonasera. Ciao, buonasera. Ora ce la smetto di dire buonasera. Aspettavo io, Maestro Brigandoni, che salutavo. Allora amici, oggi ci siamo lasciati alle 19. Come vedete sono qui. No, purtroppo, nel senso, oggi mi sa che la prima giornata di freddo a Catania e guarda caso che cosa? Abbiamo una telefonata? Ok, ci siamo con il telefono, a posto. Quindi stavo dicendo, io oggi durante il programma dicevo Francesca Salici, Alessandro Fiorello, che io li saluto, ma soprattutto gli faccio una prestissima guarigione, perché guarda caso il primo giorno di freddo a Catania proprio, e loro stanno poco bene, quindi gli facciamo una prestissima guarigione. Però non sono da solo, non è che sono da solo, stasera mi farà compagnia e sono ben onorato e felicemente ve la presento subito. Sabrina. Buonasera a tutti. Ciao Stefano. Ciao Sabrina. Allora, si dice pochi ma buoni, dai. A me dispiace perché sia Francesca che... Ci teneva tanto Francesca. Anch'io la volevo vedere, perché tu sai quando voglio bene a Francesca. Veramente quasi piangeva. Vabbè, se sta male. Però mica Sabrina non tornerà più, ci sarà l'occasione prestissimo. Certo. Poi so che Angelo Mauro, che salutiamo, state preparando un duetto, quindi a parte questo. Poi salutiamo ad Alessandro Fiorello. Ciao Alessandro, buona guarigione anche a te. Anche a te. Niente, stasera. E tutti gli amici, i telespettatori che sono in ascolto, E bambine. Oggi starò qua, farò compagnia a Stefano, dai. Avremo modo di ascoltare tante belle canzoni. E io vi ringrazio sempre che mi invitate. Non è ormai una novità, lo posso dire. Ma diciamo che Sea Musica è la mia prima casa discografica, no? Ecco. E sono nata con la Sea. Siamo stati sempre rivali allora, io GS. Perché? Allora, il mio primo lavoro discografico è stato alla GS. Poi della GS... Allora, c'è qualcosa? Sì. Infatti ho registrato nella sala di Diego. Non mi ricordo Diego ora. Finocchiaro? Sì, Diego Finocchiaro, e poi sono passata alla Sea Musica. Vabbè, ma comunque adesso poi... Ti ripeto, quando c'era Tony Ranno, quando c'erano
c'erano i provini, se un cantante cantava bene, altri se tempi. un cantante non Altri canta tempi. bene, se canta bene ok, se non canta bene no. E poi anche ci prendevano come produzione, nella loro Come produzione. Erano altri tempi. Il mio primo Si provino, vendeva. il mio primo provino l'ho fatto con Tony Ranno. Quando mi ha sentito Tony Ranno mi ha detto: Sabrina, c'hai una bella voce, somigli un po' alla nazionale, perché sai, questo cappotto mai più, non Sì. me lo posso più Guarda togliere. caso io oggi ho messo una canzone. No, aspetta, Ipocrisia no, non la fa. No, canzone. Ipocrisia è un Ho brano messo di oggi- Angela Luce. Sì, oggi ho messo Ipocrisia, infatti. E quindi quando io ho fatto il provino con Tony Ranno, che lo saluto, Anch'io. lui mi ha detto: Sabrina, c'è una bella voce, però sai cos'è? Che le voci femminili non vanno. È vero, all'epoca sì. All'epoca sì, ora comandano le donne. Sbaglio, Salvo? Che faccio, me ne vado? Perché fai così con la spalla? È così, No, è no, così, dai. È vero. È vero. Diciamo che una volta il napoletano sentito cantare da una donna dava una certa impressione perché anche non è che era il genere che c'è oggi. Alfio, salutiamo tuo marito Alfio, ha capito benissimo quello che voglio dire, perché oggi la canzone neomelodica, la canzone è più italianizzata, è più portata al portamento della donna. Un pochettino sì, italianizzata, però. Tu hai detto poc'anzi il maestro Tony Ranno ti ha fatto Sì. il provino, invece a me alla GS il provino, sai chi me l'ha fatto fare? Chi? Il maestro Gino Finocchiaro. Lo salutiamo anche. Io per par condicio l'ho voluto dire, no? Lo salutiamo il maestro Finocchiaro. Comunque salutiamo tutta la famiglia Finocchiaro, tutta la famiglia Sant'Onuscito, tutta la famiglia Tony Ranno. Mi associo. Insomma, e poi tutta la sera musica oggi sono Franco Volter, Giovanni Patania, Mario. Come hai detto tu, erano altri tempi. Un cantante quando andava avanti su questa melodia nasceva con il classico, giusto? Sì. Imparava sul classico. Ora invece no, impara sui cantanti moderni. Ma diciamo che io i miei tempi mi ricordo che imparavamo sulla melodia di Rino D'Angelo, andavamo su Rino quel filone. D'Angelo. Siamo andati tutti Teresa su quel filone. Stile. Ecco. Teresa Stile. Andavamo su quel filone. Comunque è caduta la linea Salvo. Vabbè. Io voglio salutare a tutti gli amici di Siracusa che ci Mi stiano associo. ascoltando. Pietro Mauro, Ciao, Pietro. un saluto, un abbraccio Pietro a mio Mauro. zio Salvatore Bonnici, ad Ele la moglie e tutti gli amici, perché sono a casa Ecco. che stanno mangiando, hanno fatto una bella spaghettata. La faccia nostra. Domenica sono da me, dai. Senta, abbiamo amici Domenica in sono da comune me. che dobbiamo salutare, ad Agira. Certo, ad Agira, ad Antonella, Dorella Rivoli, Gaetano, Ecco, che sono stata, il nipote, insomma, sono stata tante ad volte, Agira sì. nel suo Tante compleanno. Ecco, tante volte Un non ci siamo abbraccio, un incontrati là. abbraccio Loro ci seguono. a Samuel. Allora, niente, allora iniziamo a cantare, Sabrina. Iniziamo a cantare. Ecco, io visto che ti do a te, diamo la precedenza alle donne, no? Sì, A questo punto. allora Salvo, io incomincerei con un brano O marito più bella, perché mi hanno detto che quando l'ho sì, cantato io qua io è piaciuto la metto molto spesso questo questa brano. canzone perché mi piace, è bella. E poi tra l'altro su questo brano, O marito più bello, io Ho dedicato a mio marito, no? O marito più bello. Ho capito. Ci sta, no? Tutte le mie canzoni sono dedicate a lui. Ovvio. Tutte. Ovvio. Signore e signori, Sabrina. Grazie. Quando è bella nascita con te vicina, a questa faccia io sotto cuscina, è più bella ancora se ti stai sciatata, con la tua do caffè che preparate. Troppo bella te sapere che sia marita,
che ti amo e non mi ti scorna. Me va se mi stringe e non ti importa niente. Se tu sapori di tu, marito romana. Tu sei amore paradiso eterno, sono sicura io con te non mi sbaglio. Giro mondo e nato non lo trovo, perché tu per me sei l'unica e sola. Tu sei amore paradiso rosa, sei sincera pure io ti piace. Mezzo mare sai fa crescere il rosa, insieme a te sta vita è nata cosa. Pure l'amore tu sai feroce, ogni parola tua ci trovo pace. Sei amore paradiso eterno, sei un marito più bello del Ecco qua. Ho marito più bello, marito più bella. Ah, allora, senti, Tu hai mai dedicato una bella canzone a tua moglie? come no? Sì? Stasera la canterò. Ah. Sì, sì. Pronto? Pronto, chi parla? La radio degli amici. Salutare Sabrina. Ah, zio, mio zio. Ciao zio! Sabrina, ciao. Ciao, zio Salvo. Beato Sei lui. siamo- bravissima. Grazie, non zio. perché sono tuo zio, ma sei bravissima. Grazie. Ti ringrazio. Dagli un bacio da parte mia, vediamo se mi riconosci. Abbassa il volume Abbassa della il vo- televisione. All'amico che c'è vicino. Aspetta, sì, ti pare che ora io mi ricordo. Ah! Aspetta, sei da Siracusa. Giusto? Abbiamo fatto un pranzo Aspetta, spettacolo la domenica una insieme. volta si usava fare il Mauro. Giusto, passo Mauro. Pietro Mauro! Come Ciao. va? Un bacione a te, a Sabrina. Grazie. Ho saputo che c'è la mia pupilla pure stasera. Francesca non c'è, ahimè, sta male. Un bacio, Purtroppo Francesca. sì. Mi è dispiaciuto tantissimo che no. Purtroppo sì. Che no. Ma pensa un po' quando lei attendeva Sabrina, questa serata. Sabrina, lo zio sono, Questa Sabrina. Sì, zio, dimmi. Sabrina, senti, potrei fare una richiesta. Se ti posso accontentare, un sì. pascià. O Pascià, ok, poi lo mettiamo. Benissimo. Se no una che tu, ma tu qualsiasi canzone canti, Ma sei tanto bravissima. stasera ne canta canzone, a voglia. Va bene, zio, ok. Salutami tutta Siracusa, a Pietro Mauro, alla moglie, Sì. a tua moglie, a tutti gli amici che sono con te, perché tu sei o must dei festival. Mi associo. Ci piace cantare magari, c'è una bella, gran bella voce mio zio, sai? Grazie. Mi associo Grazie. comunque ai saluti di Sabrina, ok? Un bacio. Sono tuo zio, perciò Sabrina. Ciao zio, un bacio. Ok, ciao, un bacio a te. Ciao, ciao, Pietro. Ciao, Pietro. Tutti quelli che sono vicino a te. Ok, Grazie. ricambiano tutti. Buonasera, buona serata. Grazie. Ciao. Io ho detto, ora c'era Francesca Salici e qua facevamo tutti TikTok. Un po' TS, ma ci sta truffa Francesca Salici. Lei salvata. Salvata. Allora ti dicevo prima, hai detto per mia moglie, tu lo sai che lei è una tua fan? Ah sì? No, non è che l'hai sempre Non saputo, lo che so. l'hai dimenticato. Quando allora in tutte le che tu lo sai, ci sono tutte le sere abbiamo programmazione, dipende cosa fanno in TV, non è che segue sempre. Per esempio lei stasera segue una trasmissione, non lo dico prima che chi non lo sa magari cambia canale. No, state qua, state collegati.
No, lo sanno. Beh, Dove mi acchiappate momento, più a me qua. Al momento sto grande No, fratello. qua, in qualsiasi pasto. Sto grande fratello. Grande che tra fratello, l'altro- ma Sì, magari. bravo, non diciamo, mettiamo un P. Comunque, raramente, però ci sei tu, lei è contentissima, infatti mi ha detto ma una canzone su vecchio ce la fa cantare, no? Certo. Come si chiama tua moglie? Non mi ricordo io Letizia. per i nomi. Letizia. Ciao Letizia, un bacio da parte mia. E tu sai quando ti siamo stati vicini io e la mia famiglia con le preghiere, perché sono molto credente, perciò quindi in bocca al lupo. Un saluto anche a tuo figlio Jonathan. Ciao Jonathan, un bacio. Jonathan chi? Aspetta. Anthony. No, stavo pensando Jonathan, un'altra persona che devo salutare. No, perché lui ti sta- Anthony. lui sta Anthony, guardando. perdonami. No. Io le No, perché canzoni. magari non vorrei dire- le canzoni. Ma mi chiamo Jonathan. Io le canzoni li ricordo, ma i nomi proprio sono No, ma sai come guaiata, me? Io ma pure, non esiste. Questa è una cosa che abbiamo in comune. Mi saluti, Questa è sono una Francesca, io chiamo Carmela. Oggi a proposito faccio gli auguri, prima che me lo dimentico, c'è un carissimo amico mio che lui tra l'altro lavora qui alla fiera, io lo chiamo Franco dai Centrini, no? Oggi ha fatto il compleanno suo figlio Melo e suo cognato Alessandro, già che mi sono ricordato Melo, Franco. Auguri. Però facciamo gli auguri, Facciamo gli auguri. da Alessandro, se non mi sbaglio. Comunque io ho pure la memoria corta e oggi, dopo che aveva fatto la telefonata, poi io ho messo il brano e ho dimenticato, però lui ha capito che ho dimenticato, mi ha mandato il messaggio. Il messaggio è fatto bene. Ora io mi vado a sentire il messaggio e poi dopo dico il nome. Ricordi il nome. Ok. Va bene, vabbè, senti, C'è qualche altra telefonata perché canta Stefano? no, No? sta combattendo col telefono. Ah, Facciamo che canto questa sera una canzone che io raramente canto, però la voglio cantare perché la dedico a tutti gli emigranti, bello. a tutti gli emigranti che lavorano all'estero, che insomma la famiglia, il distacco della famiglia, anche magari chi non lavora o perlomeno chi sta sono cavoli miei, chi mi vuole capire? Sta dicendo delle parole molto intelligenti. Lui le so, no, ha no, detto vabbè, spontaneo. tu lo sai, dobbiamo stare attenti a quello che diciamo. Ma io su questo brano, se permetti, lo dedico a mia figlia e a mio genero che sono in Germania. Bene, oggi chi non ha un conoscente, un parente, insomma, io ho mia sorella, ho due sorelle, una che è in Francia e una che è in Germania, quindi va dedicato anche a loro e a tutti gli amici comunque che stanno fuori. Sono emigranti. Assai male quando si sta lontana dalla famiglia, quando si para da vecchia a fatica, mese e voto pure un anno e t'ha contenta una telefonata, ma quanto sacrificio stanno a fare. Sono migrante che partono per terra assai lontana. Sono migrante per una vita per crescere figli, sfortunate perché si c'è niente mai guardate, c'è sta che parte non è mai tornata. Sono migrante che pure per Natale stanno fuori, parlano tanta gente
carcerata, volesse che tornasse ne rimane, questi figli e sta città. Sola, sola, non c'è sto stesso sola, non c'è sto stesso solo, e non si scedono a dormire, non vanno avere festa da città. Dio, dallo un aiuto Dio, quando sta buona mettete vicino, perché soltanto tu puoi aiutare. Sono migrante che partono per terra assai lontana, sono migrante che hanno una vita per crescere figli, sporacconate perché la Sicilia niente mai guardata, ci sta che parte non è mai tornata. Sono migrante che pure per Natale stanno fuori, parlano tanta gente carcerata, volesse che tornasse ne rimane, questi figli e sta città. Che dire, bella canzone, molto toccante, Sì, sì. molto toccante, veramente. Possiamo dire anche l'autore di questa canzone. Chi è? Lui è molto bravo a scrivere, che saluto, Gianni Vezzosi. Gianni, ciao Gianni, tutta la famiglia di Vezzosi, ciao Monica. Si capisce la sua mano, la sua mano. Si vede, si vede. Allora, senti, io direi, visto che già noi abbiamo cantato, abbiamo Sì. anche un ospite, un Guagliuncello. Lui ha le prime armi, che poi tra l'altro già 2 anni ha fatto dei singoli, molti duetti che lo segue Alessandro Fiorello. E stasera che ne Chi è dei due? Il più giovane. Scommetto che canta rap, no? Come? No. No. Che ho detto? Rap. Vabbè, niente, da stile come vestito. No, adesso lo scopriamo. Certo, lo chiamiamo? Sì, signore e signori, Alex Oliveri. Applausi. Vieni Alex. Buonasera, Ciao. Alex. Buonasera Stefano. Buonasera Sabrina. Alex. Allora ci alziamo, se no sembriamo 2 nani e mezzo. E infatti, come donna soprattutto, sì. Però vedi che ha 3. C'ho i tacchi, Guarda quanti tacchi Io sono ha. 1,62, dai. Senza tacchi. Perciò vedi quanti tacchi. Io sono 1,71. Io sono 1,71, no, senza tacchi. Quanti anni hai? 20. Assai. No. Sempre più, ragazzi, sempre 15-16 anni. Senti, prima e non ti dimenticare. No, quello no. Stavolta. Dai, fai i tuoi saluti, tranquillo, rilassati. Ringrazio sempre tutta la mia famiglia, tutti quelli che mi seguono. Ancora salutiamo mia cognata che ci sta guardando. Elison. A proposito, E non sta dimentichiamo bene? il nome però. No, io no. Sicuro? Però dillo. Vediamo se ricordi. No, te lo Vediamo no, se ricordi. io lo so, però stavolta lo devi dire tu. Chloe. Elison si è salvato. Dai. Sì, ma prima, apposta. No, ma io non me l'avrei ricordato. Ma io Vedi? dico, ma un nome più semplice, Elison. Ma dove l'hai preso sto Chloe? Chloe. È clonato. Che? Scherzo comunque. Ancora saluto mio fratello che ci sta guardando anche lui. Come lo sanno sentire il tuo fratello?
come lo sanno sentire, vediamo. Ma una volta però, ora ormai sì, no. quando aveva la scrima in mezzo. Ecco, esatto. Ora non ha più la scrima nel mezzo. Stile Nino D'Angelo, Ecco, il sì. grande Nino D'Angelo. C'è solo lo stile. Voce. Lo stile. Un po' quando è Ciao Nino. Poi salutiamo Kevin e Leon. Ciao Kevin e Leon, ringrazio anche il mio padrino artistico, il grande Alessandro Fiorello, che lo salutiamo, lui, sua moglie e il piccolo Daniel. Ciao Daniel! Bene, noi ci associamo sempre ai saluti per Nino, per quanto riguarda Nino. Ascolta, cosa hai? Un duetto al momento? Cosa ci... L'ultimo singolo. L'ultimo singolo? Sta già portando Panastella. Ma questo è un singolo, sei tu solo? Sì, giusto? sì, io sono. Ok, signore e signori, Alex Olivieri. Grazie. Se uno schianto io mi incanto, se ti guardo non ho scampo. Tu sei bello, se non sbaglio, ma voglio, ma ti voglio. Sei speciale, tu sei unica e rara, bella come mio mare, magica per me. Sei carnale, già stai in cuore, non aspetto più, vieni con me. Da già portando Panastella, puoi scegliere la più bella, e poi sotto a sta luna ci va sempre così. Non vedo l'ora che ti spoglio, sto cuore ma ravoglio, e se ti vengo a nure posso pure morire. Sarà per me più bella storia, sarà più bello amore, o solo che sto cuore non ha da fornire. E sai forte sta pressione, sei l'unica emozione, con te per dar ragione, perdo pure a me, sono innamorato di te. Non vedo l'ora che vieni in tuo letto con me, ma quando tutti i minuti a stringere con te, non me ne importa che dici che non fai per me, che se ne fotte sta gente ti vogliono ne. Ti pretendo, non mi arrendo, io mi accendo in un momento, ma innamoreremo cuore, io non voglio aspettare ancora. Sei speciale, tu sei unica e rara, bella come mio mare, magica per me. Sei carnale, già stai in cuore, non aspetto più, vieni con me. Da già portando Panastella, puoi scegliere la più bella, e poi sotto a sta luna ci va sempre così. Non vedo l'ora che ti spoglio, sto cuore ma ravoglio, e se ti vengo a nure posso pure morire. Sarà per me più bella storia, sarà più bello amore, o solo che sto cuore non ha da fornire. E sai forte sta pressione, sei l'unica emozione, con te per dar ragione, perdo pure a me, sono innamorato di te, sono innamorato di te, sono innamorato di te. Sarà per me più bella storia, sarà più bello amore, o solo che sto cuore non ha da fornire. E sai forte sta pressione, sei l'unica emozione, con te per dar ragione, perdo pure a me, sono innamorato di te, sono innamorato di te, sono innamorato di te. Sarà per me più bella storia, sarà più bello amore, o solo che sto cuore non ha da fornire. E sai forte sta pressione, sei l'unica emozione, con te per dar ragione, perdo pure a me, sono innamorato di te, sono innamorato di te, sono innamorato di te. Alex Olivieri. Grazie. Ancora saluto e ringrazio l'autore del brano, Salvatore Principe. Ciao Salvo. Beato lui, che salvo.
Più sabato di così. Noi lo salutiamo. Va bene, Alex, noi ci vediamo dopo. Ok, va bene. Ok. A dopo. Ancora Bravo, applauso per complimenti. Ale. Allora. Sono Qui bravi fioccano. questi ragazzi, belle voci. Allora mi scrivono Fioccano. che non riescono a prendere la linea, non so il telefono, non lo so. Fatto sta, riavvia perché dicono non riescono a prendere. Ci vuole il telefonino nuovo. Ci sono i ringraziamenti anche di mia moglie. Io la ringrazio, grazie tesoro. Un bacio veramente grosso grosso. Grazie, grazie. Io devo salutare a Roberto Blanco. Lui è un autista dei Pullman. Sì? Che tante volte, anzi, lui personalmente è stato una volta solo che abbiamo fatto una gita proprio prima del lockdown? No, anzi è stato durante l'ultimo perché poi è successo quello che è successo, insomma, quindi mi sono dovuto fermare perché organizzavo delle belle gite. E rifallo. Speriamo che si sblocchi qualcosa. Al momento vaccinatevi, diciamo. Vaccinatevi. Anzi, non dovete avere paura perché il vaccino è sicurezza. A proposito, su Vaccinatevi. questo voglio fare le condoglianze a una famiglia del mio condominio, sì, che proprio a causa del Covid ieri è venuto a mancare. Condoglianze anche da parte nostra. Ed era un non vaccinato. Ci dispiace tantissimo, veramente, anche perché era una persona molto, molto buona davvero. Lui purtroppo non si è vaccinato non perché non voleva, purtroppo chi segue che sono gli evangelisti, comunque queste cose, sì, credono altre religioni che non credono, insomma, che alla scienza. Purtroppo è venuto a mancare. Comunque ci dispiace, faccio le condoglianze a tutta la famiglia, ne stiamo vicino. Va bene. Ok. Ci vorrebbe una Ave Maria qua, però non abbiamo la base. Io ce l'ho, però è una base maschile. Io sono a corto proprio di voce, assolutamente, si sente. A 3 giorni che mi fa male la gola, colpa tempo. Questo clima, prima caldo, poi freddo, ci sta uccidendo tutti. C'è stato dai. uno sbalzo di temperatura un po' troppo. Diciamo esatto. che sono andati, non dico, ma 8-10 gradi proprio da stamattina a stasera. Il clima giusto, perché il mese entrante è Natale, quindi cerchiamo diciamo di che passare siamo stati prima. delle feste in famiglia, in santa pace, senza paura, senza di niente, con tanta salute e pace e serenità per tutti, che ci vuole, dai. Va bene, Sabrina, prossimo. Io metterei O Pascià, dedichiamo a tutti gli amici di Siracusa, a mio zio Salvo, a Pietro Mauro e a tutta la sua bellissima comitiva. O Pascià, Sabrina, dedicata a tutti i Pascià e tutti quelli che si sentono Pascià. ma vedi lui come è bello, Sì, o Pascià, o mamma, è più bella se tu arricchina dova, caccia che te papà, a così fa impazzire tutte femmine Napoli. E o Pascià, tieni là, indovi che non re che vuoi fa, carte 3, tutte 3 mani e poi Baraccia se ne va, camminando per Napoli. Che la luna è
vista guarda e ruselle perciò ti volesse trovare una spina dall'anima che chiagna a fare proprio si la riccia si già te la pure sposa non si chiude pascià si è fatta frega come chiusce me Napoli stava sanno pascià senta murmuria tutto sti guaglione come bello papà tarantella tarantella là salutiamo pascià si è fatta in testa e una guagliuncella so riceva mamma sta d'accordo chi è più furbe te stava sanno pascià fa sospira tutto sti guaglione come bello pascià chi so portata chi so dire là salutiamo pascià ce la meva fa chi sta canzoncella sta d'accordo pascià sape s'incontra che più furbe te Brava Sabrina! Oh Pascià, Oh, Pascià. sai quante feste ho fatto con questo brano? Immagino. Mi facevano No, ma cantare so- 4, 5, Ma- 6 volte. Ma le canzoni Sono sempre belle, dai. Che le io li persone si vogliono preferisco- divertire. Io li preferisco, specialmente io li preferisco meglio di quelle Quelle più oggi per romantiche. esempio la prima diretta mi chiedevano una canzone molto giù. Allora ho detto, sì, trasmettiamo, ti ho seguito. Sì, sì. trasmettiamo un po' di allegria, soprattutto chi si trova, insomma. Pronto? Beh. C'è Sabo che col telefono. Che mi fai l'eco? Eco? Pronto? Sì, pronto? Sì, pronto? Pronto, buonasera, sono Agata Arena. Agata, ciao Agata. Senti, è tardi per farti gli auguri in Ciao diretta. Stefano, ciao Sabrina. Ciao la grande tesoro. Sabrina. Bella, come stai? Come stai? Tutto bene tesoro, tu come stai? Io sto benissimo, in forma. Dimmi Agata. Agata, Si vede Sabrina, anche Stefano è in forma. Io di essere Ma dimagrito più presto vi un verrò 5-6 a kg trovare. l'ho buttati, L'ho quanti? buttati. 5 kg l'ho buttati. No, dalla finestra l'ho buttati. Ma stai bene, ho 5 kg in più, 5 kg in meno, stai benissimo Sabrina. l'importante è che la voce è sempre quella. No, è bello, c'è sempre quella. È vero Agata? Tu come stai? Ma senti Agata, Tutto bene, si va alla grande. Agata, ascolta dal Si va telefonino. alla grande Stefano, ora qualche giorno vi vengo a trovare, anzi dovrei venire anche io in trasmissione. Con molto piacere. Ascolta, seguici, cioè parla dal telefono e non dal televisore, perché sennò mi senti? Cioè no, perché se aspetta il ritorno La televisione parla. dell'audio. La televisione No, anche sto parla. parlando io dal telefono, che non si sente troppo bene. Ah, vabbè, sai, ora come come mi si sente? sente? Peggio. No, prima Non un mi po' sentono più sentiva. completamente. L'importante è che si sente. Ecco. Allora Agata, comunque tu lo sai, quando vuoi siamo qui. Agatuccia? Mi senti? Agata, mi senti? Sì, Sabrina. Me lo canticchi un brano tuo? Sì, Sabrina, ti sento. Un brano tuo così a cappella me lo canticchi? Che brano ti devo cantare? Un brano tuo. Così, un pezzettino, dai.
Quello che ti senti di cantare. Qualsiasi? Qualsiasi. Tu mi avevi detto... Ne vorrei cantare tantissimi, ne vorrei cantare veramente. Tantissimi non ci arriviamo perché alle 11 stacchiamo. Io Ascolta, vorrei questa notte qui con me, perché questo mio cuore cerca te, non può sentire ragione, ti penso e mi batte il cuore. Questo è per te, Sabrina e Stefano. grazie. Brava Catuccia. Un bacio. E chissà, probabilmente facciamo qualche duetto. Io, Agata e Francesca Salice. Sai Fate che un ci stiamo bel trio. pensando, eh? Fate un bel trio. Sì, va bene, sono d'accordo. Facciamo qualche bel duetto. Salutami, un bacione a tutti gli amici tuoi e a chi sei tu. Salutiamo a Maurizio Russo. E tutta la famiglia Arena e tutti gli amici. Sì, sì, perché sì. tu mi sembra che sei di San Giorgio, Librino. Non ricordo. Giusto, Librino? No, sono di Librino. Tutti gli amici di Librino, un abbraccio da parte nostra. Anche Salvuccio da Librino. Ah, senti una cosa, Sabrina, se potresti dedicare una canzone a mio fratello Agatino Arena, che è uscito da poco dal carcere. Sì. Ok. Lo salutiamo. Ora vediamo cosa gli dedico. Fra un mese no, perché ormai è in libertà, giusto? Anzi, gli dedichiamo vabbè, anche da questa. poco Gli che è dedichiamo uscito, anche quindi questa. fra un mese gli puoi dedicare. dai. Va bene. Va bene, Catuccia. Un bacio Agata, un abbraccio. Ciao Agata, Ok, ti aspettiamo. ti voglio bene, Sabrina. Anch'io grazie, ti voglio Stefano, bene, ti voglio tesoro, un bene bacio. tantissimo. Ciao, Adesso ciao. vi verrò a trovare. Ok, ti aspettiamo. Ciao, un bacio. Ho visto. È come la settimana scorsa, telefonata in attesa, come tu hai fatto la Tutti gli settimana scorsa. artisti, chiamate, Certo, mi fa un sacco ci di fa piacere a molto noi. piacere. Voglio salutare a Mimì Magli da Napoli. Vogliamo salutare? Ciao che lo Mimmo, saluto. un Sono bacio, tanti? Mimmo, un bacio. Lo sai che ti vogliamo bene. Un'altra chiamata. Pronto? Ciao Stefano, sono Gianluca Sandrocito. Ciao Gianluca, questa è una chiamata da Torino. Torino. Sei ancora a Torino, Gianluca? Sì, io sono a Torino ancora. Fa Tu freddo? come va? Io bene. Ringraziando Dio, sì. Anthony come sta? Un pochettino meglio, grazie a Dio. L'importante è questo. La famiglia tutto bene? Sì, Tua moglie? tutto bene, io sono qua con mia moglie che ti seguo sempre. Me la saluti? Sì, ti saluta Stefano, ti saluta anche a te. Grazie, non so cosa ti possiamo regalare. Guarda, una canzone tua, sono tutte belle. Piccola foglia mi dice mia moglie. Vabbè, sarà accontentato. Piccola foglia. Ok, un bacione Grazie, a tutti. Gianluca. E saluti a tuo figlio. Un bacio Buonasera, a te, famiglia. buonasera. Grazie. Ciao. Lina Bonfiglio, ciao tesoro. Ho visto il tuo messaggio, un bacio a tutta la famiglia Mascali, a saluto- Carmen, ad Eugenio. Saluto alla famiglia Ventura, Paolo e il piccolo Gioele. Piccolo che ora è cresciuto, Gioele, certo. Gioele, ciao Gioele, un Ti bacione alla saluta, mamma. perché mi ha mandato il messaggio, non Gioele riescono a nel mio prendere. cuore, dai. Non riescono a prendere la Pronto? Pronto? Hello? Pronto. Pronto? Sì? Ciao, buonasera. È straniera. Di dov'è? È straniera. Allora? No, guarda, straniera. Ah, non sei straniera. You speak English? Non speak five. Ma quale straniera? Ah, ho capito Stefano. chi è, questa è di Napoli. Lucia! Ciao Lucia! Ciao Stefano. Lei è venuta anche qui in studio. Ah, sì? Lucia. Eh. No. Napoletana. Eleonora. Adesso Ci ho hanno letto il portato tuo le messaggio cassatelle. che stavi in diretta. Sì, ho mandato. E ho detto mo chiamo. Hai fatto bene, Lucia. Come Tutto stai? bene? Sì, grazie. Tutto bene. Come stai? Sì, tutto bene. E mi fa Fa piacere. un po' freddo. Anche Fa qui. frid, eh. Fa frid. Fa freddo assai. Assai. Attenzione noi quando parliamo il napoletano perché poi dici, mi pare
come hai detto, Ma no? pare? Ma pare, no, una volta ho detto una parola napoletano, però è come per esempio noi catanesi, magari il dialetto di qualche paese, noi come diciamo? Dipende, no, vabbè, non si dice perché si offende, dai. No, vabbè, sì, così che c'è. Per carità, ognuno ha il suo dialetto. Certo, Però ti occupa loro sembrano che noi parliamo strani. Sì, Invece per loro noi siamo strani e per noi loro per noi sono è la stessa strani. cosa, no? No, La lingua napoletana è bellissima, dai. No, ma non parlo. No, ma lei me l'ha detto proprio. Vabbè, addirittura straniera. La mia voce per una straniera. Ma no, si capisce ti che ho sentito, sì, la prima frase mi sembravi straniera, Ma poi forse quando hai era parlato ho visto insicura. che eri napoletano. No, era insicura forse. Sei entrata No, in verità stavo aprendo casa e con il cellulare in mano a provare a chiamare. Come si chiama? Quindi, Lucia. Shinabashi. Shinabashi. Mi sta Manabash. Sotto, scendi sotto. Scendi sotto a Catania. Ammuina, che significa? Confusione, Ammuina. no? Ammuina, confusione. Opaccher. Aiangata. Vabbè, così non è dialetto, non è napoletano, così non lo so, non ti capisci. Che cosa? Non si capisce, anche lei. Se tu parli così, allora, anche lei non ora ti ha detto, capisci. senza volerlo, tu hai detto Allora, una se parola sei napoletana devi in cantare un siciliano. pezzettino di canzone napoletana. No. Se sei napoletana devi cantare una canzone un piccolo. Fai ipocrisia, dai, un pezzettino, vediamo? No, Come no, io non so Ti metti cantare. sciorna. Non l'ha fatto quando era qui. Ma perché ti metti sciorna? No. Si mette sciorna. No. Preferisco ascoltare che cantare. Ok. Ma senti, ma non si è sentita più Eleonora? Non lo so, in verità, nemmeno io la sto sentendo più. Non sta chiamando? No, da un bel po', magari già. Magari ha avuto qualche buona notizia, dai. Ecco, prendiamola così, dai, veramente, ci fa molto piacere. Sì, può darsi anche. Vuol dire che è meglio così. Sì, allora, Lucia, può darsi. cosa ti possiamo regalare? Niente, Una ho canzone. chiamato per salutarti perché sapevo che tu attendevi sempre questa mia chiamata e mi faceva piacere di chiamarti. Mi ha fatto molto piacere. Niente, non so chi è ospite Sabrina. da te stasera. Lei è Sabrina. Piacere Lucia, io sono Sabrina. Non so se Ok. adesso hai sentito cantare o Pascià. No. Ti sei collegata adesso? Perché ti Sì, arriva? proprio adesso. Ok, Sì. vabbè, allora rimani a guardare la trasmissione, vedrai che è un'artista bravissima. Ti Mhm. piacerà. Ne sono Ok. sicuro. Ok? Va bene. C'è qualche grazie, canzone che Stefano. ti piace, Lucia? C'è qualche canzone che ti piace? Sì, tante. Quale? Dimmene una, dai. Dimmene una. La conosci Emiliana Cantone? Sì. Ha fatto una canzone nuova. Quella Non so se l'hai sentita. ancora no. Dimmi un altro brano di... Come? Magari qualche canzone. La base non l'abbiamo perché... No, vabbè, a cappella, ne canti due parole così. Una canzone anche un classico. Di un classico, anche dai. un classico, va Sì. bene, Lucia? Sì, va bene. Ti piace Core Mie? Giuseppe Atanasio. No, di Giuseppe Atanasio. Quello è di Nino D'Angelo, il brano di Core Mie. Non è di Giuseppe Atanasio. No, va bene. Però l'ha avevo cantata capito anche un'altra Giuseppe cosa. Atanasio. Questa? Sì. Va bene. Va Te la bene. dedico, ok? Ok. Una strette mani, due mani fredde, e assai più fredde stare attorno a noi. Tu te ne vai, mi dici addio, e ripetiamo ancora la stessa scena. Capimmo recitato un anno fa. Lucia, coro mio,
già ci siamo spartuti una volta, sarriano peccata, già spartere ancora. Chiudiamola qua. Grazie, Lucia. Bravissima, complimenti. Grazie Lucia. Veramente complimenti. Ecco. Poi ti dedico un brano mio oppure un brano di Maria Nazionale, che so che a Napoli è... No, vabbè, più un brano tuo, dai. A me piace ascoltare la musica. Ti comincia a conoscere, no? Sì. Sì. Va bene Lucia. Va bene, grazie Stefano. Ma Forte figurati. bacio. Ciao Lucia. Buona serata, grazie Sabrina. Grazie a te che hai chiamato. Un forte bacio a sta Catania. E noi Forza Napoli. Un bacio a tutta Napoli. E la capolista. La capolista. Sì, Napoli è la capolista della Serie A al momento. E spero, io auguro che si porta lo scudetto. Io spero che se lo porta l'Inter, però... No. Non è che io sono interista, la giusto, pubblicità. però... Allora facciamo così. Mandiamo un video o di Francesca o di Alessandro. Ok. Donne. Sì, no, vabbè. Ma tu non lo puoi dire? Allora, siccome il giorno 25 è stata la giornata contro la violenza sulle donne e c'è una bella canzone di Francesca Salici che parla di questo, Vestute livide. Ecco, facciamo così, rientriamo e poi rientriamo, facciamo prima della pubblicità il brano di Francesca e rientriamo con il brano di Alessandro. Io questo brano lo dedico a mio marito che lo maltratto. Ah sì? Sì. Ai. Ora facciamo chiudere i mascoli però. Ma perché ti sembra che non io guardo un programma che ci sono le donne assassine, un programma sul 9, è vero? Sì. Tu sei uno di questi. No, dai. Francesca, hai fatto un capolavoro di brano veramente molto bello, molto significativo e si sente. Dedicato a tutte le donne. Francesca Salice. A dopo. Continua a dire che la colpa è mia, e asciutto l'anima ricenna a Dio. Sta faccia livida non è più mia, non so più femmina. Con l'occhio chiuso prova a te sentire, non so carezza in coppa bella mia. Scordi me, mi venga libertà. Se suda luce mi sento libera che sta bucia, non mi appartiene più sta vita mia. Sta faccia aranciola non è che la toia, mo saccia vincere per una stella disegnata a Dio. Mo sono a prete perso mezza via, buttato in terra senza verità, che cerca luce ma non può toccare, e sta paura non la vuoi fornire. Continua a chiamare che sono mia, casa portata che sta buona spina, innamorata mia addosso, vissuta livida senza parlare, e aspetta ancora una tua povera. Una femmina battuta innanzi all'occhio di Dio, rispetto fatto a piezza insieme a dignità. Una femmina spogliata e messa in faccia mura, pregando in corpo
Tasto mostra se ne va. Una femmina volata rinde braccia e dia, poi colpa è l'uomo che non sa farci un uomo. Una femmina che ha perso la vita e coraggio e dice che basta, io che non ce la faccio, io che non ce la faccio. Se n'è andato Stefano, è andato un attimo in toilette. No, qua è. Scusate, ma io cosa avevamo detto? Avevamo detto. No, io avevo detto. Allora ci siamo capiti male. Comunque io l'italiano è uno. Torniamo e poi andiamo col messaggio. Torniamo, siete tornati. È la stessa. Stava parlando al telefono. Stavi parlando al telefono. C'è una telefonata. Non possono chiamare perché è occupato. Prego. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, signor Stefano, sono Marica da Caltanissetta. Marica da Caltanissetta, buonasera, che piacere. Buonasera. Oh, quale onore questa sera che ci ha chiamato Marica. Ma io vi seguo tutti i giorni. Lo so, però non hai mai chiamato durante il giorno. No, ho avuto altri impegni. Vabbè, ma mi seguo lo stesso. Lo so. Sia di mattina che quando ci sono le dirette. Ma sai quanta gente ci segue e magari non chiamo perché si vergogna, perché magari non gli piace chiamare, piace ascoltare in silenzio. Certo, può capitare, sì. Ha voglia. Intanto veramente mi fa molto piacere che hai chiamato. Sì. Come ti possiamo accontentare? Vuoi fare, anzi approfittane di salutare a chi vuoi, visto che hai chiamato. Sì, intanto saluto a mia mamma. Ecco, come si chiama? Poi saluto a mia sorella Noemi, sì. A mio figlio Jonas. E poi? Un abbraccio a tutti voi. Grazie. Grazie. Cosa vuoi ascoltare? La tua canzone, una tua canzone. Una mia canzone, va bene. Adesso canterò Piccola Foglia, è una canzone del 1998 che ha scritto Angelo Avarello dei Teppisti dei Sogni, in cui ho l'occasione di salutarlo. Che piccolo fiore? Va bene. No, Piccola Foglia. Piccola Foglia. Va bene? Piccola Foglia. Va bene Stefano, grazie ti Margherita. Abbraccio, un saluto al tuo figlio. Un bacio anche a tua trasmissione. Grazie, gentilissima. Salutiamo a Carmen Mascali che ci sta guardando. Ciao Carmen, un bacio. Io mi associo sempre ai tuoi saluti. Va bene, allora andiamo in pubblicità, mettiamo il video di Alessandro? O dopo? Allora facciamo così, canto io, andiamo in pubblicità come finisco e poi rientriamo, no, sembra proprio, oppure andiamo direttamente in pubblicità. Quello che dici tu, no, ora me lo fuori contare. Giusto, la pubblicità è l'anima del No, e del sai commercio. che cos'è? Sono abituato che quando c'è la pubblicità si manda il video e poi si rientra col video, giusto? Hello? Pronto? Pronto? Via! Ah, questo ho capito chi. Ciao, buonasera, chi sei? Questo è l'amico di Salvo. Ciao, buonasera, chi sei tu? Questo chi è? Ciao, buonasera, chi sei tu? Ciao, Stefano? Sì, io sono Stefano, tu chi sei? Io sono sempre Guido. E tu sei l'amico di Salvo. L'amico di Salvo. Abbassa il volume del televisore. Mario, abbassa il volume del televisore. Ugalai. L'ho abbassato. Faccio fare caso. Bella questa crociera. Sì. Mario. Sabrina. Ciao Mario, mannaggia, chiamassi di mi cascavo magari un telefono. Non l'avevi capito. Magari un telefono mi cascavo. No. Mario. Ma chi cascava il telefono? Cascavo il telefono, ma sa come mai? C'è qualcuno che porta spiga qua. Posso cantare di vigna. Guarda, fai lingua. Diglielo che stiamo. No, dai. No. Guarda. Mi hanno detto di portare questo ciondolino scaromantico, non so il perché. Si vede? Qual è? Qua, inquadra, si può fare un primo piano?
Ah, no, perché c'ho la 300 linee, però sono butti. Mi avvicino. No, stai fermo che ci pensa Sapo. Siediti, tu siediti. Qua? Sabrina, siediti, oggi ci pensa Sapo. Non ti preoccupare. Qua. Tanto Mario non ne ha da fare. Eccolo qua. Sì. Aspetta. Madonna mia. Vulissa morta via. Tie. L'invide e malattia. Sto scherzando, dai, invece queste cose portano fortuna, sai? Sì. Una volta a Palermo sono andata a cantare Io a Palermo. Da quando lo conosco mi vanno le cose bene. Bravo. Una volta sono andata a cantare a Palermo, logicamente noi artisti siamo andati in un posto, in Vicano, da in una stanza c'erano i tamburi. È vero. Ma lui ci è abituato. No, portano fortuna, Sabrina. Ma senti, che prezzi facete lì? Niente, tutto questo facciamo 1.400, 1.500, bisogna vedere cosa uno picchia. Allora, fra 100 anni ci vediamo. Ci sono sconti? Sconto famiglia, amicizia. Fra 100 anni ne vedremo. Scusa, ma uno che è alto 2 metri. Ci dai un ipere. Ma che sai? Si ne devono mettere 10, no, poi ci non anni. Ah, poi un limone rilato, te l'ho trovato. Bravo. Magari un po' di che stiamo parlando. Va bene. Mariuccio, innanzitutto tu come stai? Parliamo di cose serie, tu stai bene? Io sto benissimo, Questo mi fa piacere. giovedì parto per Palermo. Qualche trasporto? No, devo fare una visita a Palermo. Ok. Incrociamo le dita perché lui ok, incrociamo le dita. Lui, nonostante tutto lui ci scherza, insomma, vive la vita in modo molto tranquillo e sereno. Questo ci fa molto piacere. Sì, questo sì, sempre. Perché questo sempre. Ti aiuta tantissimo. Allora, io direi io voglio dedicare un bel brano di Sabrina. Sì. Quale? Qual è il Villa Roba Scià? Già l'ho cantata. L'ho cantata. Ah, l'hai cantata un'altra però bella. Ok. Va bene, la dedico a tutti quanti. Mi sta venendo una canzone Giovanna nella testa, però non la canto, perché poi dice ma chi è? Va bene. Ave Maria non te la canto, va bene? No, che già ho cantato no, quella no. Ancora è presto. No, per te, attenzione. No, per te. Dai. Allora, va bene, Mariuccio. Ok. Va bene, la dedico a Stefano, a tutta la sua famiglia, a te, tutta la tua famiglia. Grazie Mariuccio. E la mia famiglia e tutti gli amici. Va bene, Mario, in Mariuccio. bocca al lupo, Mario, in tutto. Incrociamo le dita e un abbraccio. Ok. Una buona serata, ragazzi. Mariuccio. Bello. L'annunci tu la pubblicità? Lo sai dire? Pubblicità. Quale? Vai, di pubblicità. In pubblicità. Meglio di così. Vediamo dopo. Ciao. Vabbè, ragazzi, andiamo in pubblicità, dai. Sì, vai. Spot. La musica stimola il corpo, la mente, l'anima. La musica è arte. Affidati a chi della musica ha fatto la sua vita. Studio di registrazione allo Stato dell'Arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito. Esperienza quarantennale per risultati sensazionali. Arrangiamenti, missaggi e mastering di alta qualità con apparecchiature analogiche e digitali. Allo Stato dell'Arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito, via Pietro Mascagni 49, Catania. 347 788 4953. Pagina Facebook allo Stato dell'Arte _ Sea Musica.
Sea Musica, produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok. Sea Musica, via Santa Maria di Bethlehem 31, Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook Sea TV oppure chiama il 345 8792 083. Perché da noi la tua pubblicità funziona. Ogni volta quando ti vedo cammina mi faccio mille pensieri, mi manco coraggio di fermare. Mi stai facendo impazzire, ma caccia fa se voglio a te. Si ne frega che non può passare. Vorrei dirti ti amo e non ci faccio a parlare. Vorrei dirti ti amo, tu sei l'altra metà. Come serve per vivere in questa vita. Guardami non vire che muore per te. Vorrei dirti ti amo perché so che la dà. Solo con una risata mi ha fatto innamorare. E ci penso una casa con te su di sposo. Perché se non sono va bene mi va. Se rima solamente sì, insieme a te voglio morire. Te voglio vivere. Vorrei dirti ti amo, non ci faccio a parlare. Sono stregata che sto che un ritmo tu caccia fa. Però stasera sono deciso e provo a te telefonare. Capitato ancora prima di incontrare. Si dolce bella e carnale, nato come te non ci può stare. Su quel tuo corpo da sballo io ci scrivessi una poesia. Voglio a te perché sia vita mia. Vorrei dirti ti amo e non ci faccio a parlare. Vorrei dirti ti amo, tu sei l'altra metà. Come serve per vivere in questa vita. Guardami non vire che muore per te. Vorrei dirti ti amo perché so che la dà. Solo con una risata mi ha fatto innamorare. E ci penso una casa con te sto di sposo. Perché se non sono va bene mi va. Se rima solamente sì, insieme a te voglio morire. Te voglio vivere. Vorrei dirti ti amo, non ci faccio a parlare. Sono stregata che sto che un ritmo tu caccia fa. Però stasera sono deciso e provo a te telefonare. Si rima solamente sì, insieme a te voglio morire. Te voglio vivere. Vorrei dirti ti amo, non ci faccio a parlare. Sono stregata che sto che un ritmo tu caccia fa. Però stasera sono deciso e provo a te telefonare. Alessandro Fiorello, sempre lo salutiamo. Ciao Alessandro. Allora, ora lui tutto il mese di dicembre siamo sentiti poco fa al telefono, è in tournée in Meglio Germania. così si lavora. Allora,
A questo punto abbiamo la telefonata, Salvo. C'era o è caduto? Pronto? Ciao! Ciao! Chi sei? Ciao, buonasera. Chi? Mi conosce la mia voce? No, io come faccio a conoscere? Tu la conosci la sua voce? Attilio! Attilio Cacetta da Gela! Da Gela! Attilio da Gela, simpaticone. Tu non puoi sapere quanto è simpatico sto Attilio, veramente. Attilio! Allora. A Gela com'è il tempo? Si gela? Sì, a volte piove a Gela, a volte no. Ma soprattutto si gela, no? Soprattutto dico si gela. Sì. A Gela che si fa? Si gela. Salutiamo tutti gli amici di Gela, simpaticone. Senti, sì. Attilio, hai visto chi c'è qui al mio fianco? Sì, sì, Sabrina. Non te ne eri accorto. Ma come? Ciao Sabrina. Ciao Attilio, come stai? Bene, bene. Che stai morto? Mi fa morire. Mi fa morire. Dimmi. No, me lo posso permettere perché è un simpaticone. Ma io sì. quando è vero Attilio? No, Sapo. Sì, parla. No, è che Sapo dice, ma come ci parli? Noi ci capiamo, no? Sei un simpaticone Attilio. Quando vengo a Gela ci dobbiamo incontrare. Mi fa piacere. Sì, speriamo. Come speriamo? Perché speriamo? Perché speriamo? Vabbè. Bisogna vedere cosa pensa mia sorella. Non ho capito. Vabbè. Bisogna vedere mia sorella cosa. Se tua sorella... mia sorella, no io. Se tua sorella è d'accordo, ho capito. Vabbè, poi me lo fai sapere. Senti Attilio. Sì, dimmi. Vuoi salutare qualcuno? Sì, saluto a voi. Grazie. E noi ti ricambiamo. Ciao Attilio. Allora, che c'è? per citare la canzone di Sabrina. Dimmi, quale? Allora, la canzone di Nino D'Angelo. Hai preso un jukebox, Sabrina? E Guagliuncella. Guagliuncella. La sai quella? Non li so lì. Allora, io amo Nino D'Angelo, ma ho cantato due brani in cui a me piacciono molto, però non è che li posso sapere tutti. Conosce le canzoni quelle 50 lire felicità. Quelli proprio anni 80. Guarda, allora un piacere tua, Sabrina. Tu senti femmina che trucca in faccia, ma piccerella sei ancora tu. Questa bocchella ti sarà pelata, per amore mi parla tu. Ok, ciao Attilio. Ciao Attilio. Diamo spazio ad altri. Comunque, Che? Sabrina, un breve piacere tuo, va bene? Va bene, ci penso io Attilio. Come scende a Catania portami bello un pane cauro però, va bene? Il pane di Gela, è buono, è buono. È buono. Comunque, te ne saluti, Un bacio Attilio, Ciao, un abbraccio, Attilio. ciao. Non devi piangere. Ciao. Se vuoi scrivimi. Ciao. Ti amo, credimi. Ciao. Vedrai che io ritornerò. Ci vuole il maestro qua dal vivo. Cantiamo? Va bene, mi sembra che l'hanno chiesta questa qui. Piccola Quale canti? Foglia. Piccola foglia. Piccola foglia, che poi è cresciuta, è diventata? Saluto il maestro Angelo Varello dei Depisti del Sogno. Stefano Rio. Thank you very much. Piccola
sole e tu non hai. Piccola foglia perché tu non rimani accanto a me. Se sei cresciuta con me, dimmi perché vuoi andare via. Ti prego non mi lasciare, senza di te potrei morire. Perché sei l'unico amore che io ricordo d'amare e che mi fa ricordare tante gioie insieme a te. Perché sei l'unica foglia che continuo ad amare e mi fa ricordare quelle notti insieme a te. Piccola foglia mi dai, quasi carezze e poi tu ne vai. Abbracciami e stringiami a me, voglio volare insieme a te. Perché sei l'unico amore che io ricordo d'amare e che mi fa ricordare tante gioie insieme a te. Perché sei l'unica foglia che continuo ad amare e mi fa ricordare quelle notti insieme a te. Perché sei l'unica foglia che continuo ad amare e mi fa ricordare quelle notti insieme a te. Complimenti Stefano, gran bella canzone. Sai che ti vedo molto con l'italiano? Beh, io questa canzone la cantavo spesso perché è stata fatta nel 1998. Ho conosciuto Angelo Varello dei Tempesti dei Sogni e lui sulla mia voce ha detto: questa è una canzone per te. E io la cantavo molto bene. Allora, pronto? Pronto? Sì? Salve, Salve? Con chi ho il piacere di parlare? con un'amica. Ora glielo dica a tua moglie, attenzione. Letizia, io non la conosco. Mi conosce. Ti conosce? La conosco? La conosci? Mi conosci? No, ma qual è? Guarda che mi riconosci, vuoi vedere che mi riconosci? Sentiamo. Notas che resuonano nell'alma. Deborah! Ma quale Deborah? Facevo due canzoni, Deborah! Harrison. Sai perché? Harrison, grande! Io l'ho visto. Ma mi si camuffa voce. Ma io non la riconosco più. Cioè, notas che resuonano nell'alma, cioè l'abbiamo scritta insieme! No. Allora, poco fa ho visto il Sei telefono. da denuncia. Hai ragione. Questa volta mi metto tutto lì. Ma peggio. No, ma io non ti riconosco più la voce, Elison, ma te lo giuro, veramente. Questa esce la voce di Chloe. L'ho visto, una gran bella, no, che ho visto, ho sentito, c'ha una gran bella voce. Sì, no. Però Sabrina mi ha riconosciuto perché è donna, è intelligente. Brava, sono molto intelligente io. Prendiamo quest'altro schiaffo. Comunque, vi sto guardando. Certo. No, scusami, purtroppo mi sono confuso. Ho visto il telefono e ha mandato un messaggio Deborah. Che? Ero convinto che era lei.
Non dico niente. Ho capito, ma io ti ho aiutato, cioè ti ho cantato la musica nel cuore. Ma non l'ho sentita proprio, non ci ho fatto proprio caso. Oggi è distratto Stefano. No, allora, noi qua dobbiamo metterci d'accordo, Salvo. Io quando devo fare il programma il lunedì sera, io non devo trasmettere il pomeriggio. Non devi bere, tu non devi bere. Io non bevo. Metti il ritornello dove c'è. Aspetta. Senti. Chiudo gli occhi, ascolto ancora. Allora, sentiamo la voce di Elison. La musica nel cuore. Si è spagnolo o napoletane, ahora estoy dentro de ti. La musica nel cuore ci innamora sempre più, ci dà quell'emozione che mi fa. Che? Poi la senti sulla pelle ed un brivido ci dà, è dentro l'anima, è dentro me. Vai, canta Elison. Che non tiene frontiera. E l'audio arriva dopo. E vabbè. E quindi dopo che hai fatto questa gran brutta figuraccia, Ma veramente. Dovrai implorare il mio perdono. non vede che c'è Salvo lì Chiedimi che ti scusa, corregge. Elison, chiedimi scusa. Mettiti in ginocchio. Pure. Chiedimi scusa. Chiedimi scusa, Elison. Chiedimi scusa. Allora, io avevo chiamato per farvi i complimenti perché vi sto seguendo, però a sto punto li faccio solo a Sabrina. Grazie. Ecco. Grazie Elisa, io te li faccio a te. Me la sono cercata, ha ragione. E quando io ammetto, chiedimi C'è scusa. il irrequieto, cosa fai? C'è il irrequieto. Giuro che veramente non ci ho fatto caso, ma nemmeno ci facevo caso a quello che dicevo. Assorta. Ma senti, Dimmi. il Wayun c'è, che già ha cantato, che l'ho visto. Ora- Si è calmato un po'. No, è tranquillo. Sta venendo fuori. Vero? Lui come ora, tu non puoi sapere quanto ha goduto, che io ho sbagliato. Sta ridendo su te. Tutte le persone in studio stanno ridendo. Sì. Tutte le persone che sono in studio stanno ridendo. Mi prenderò una pausa. Ma io sono la tua rovina, Stefano. Povero Pokémon. Sono la tua rovina. Ah sì. Ma vabbè. Va bene, ma io il brano lo posso richiedere anche, eh? Perché no? Ok, allora io vorrei, anzi, perché l'erbavoglio non cresce neanche nel giardino del re. Però vorrei un brano a piacere cantato da Sabrina e uno a piacere cantato da te. Va bene. L'importante è che è per me. Ti canto Non sei l'uomo perfetto. Che Stefano, perfetto! È un brano mio, non E sei io l'uomo che perfetto. dovrei cantare? No, a questo punto ascolta Elisa, a sto punto no, dimmelo tu che canzone devo cantare. Perdono. Non voglio sbagliare. Perdono. E non la so questa. No, dammi una lametta che mi taglio le vene, cantami, no, sto scherzando. No, tu sai che a me piace O bar dell'università, però non te la chiedo. No, vabbè, non... Non te la chiedo, cantane Dinda una stu a piacere. bar all'università. Tu parli me, io parli te, parlami nuia, quanta bugia, quanta felicità, che ve ne Un bacio per te così a cappella. Bravissima. Comunque. Va bene, una a piacere, fate voi. Va Tanto bene. sono qui che vi guardo. Vai, tranquillo. Ciao cognato! Guarda, lo facciamo entrare subito. Facciamo trasi Lo o facciamo. creature. Vieni qua, mentre che c'è Elison. creaturella. Aspetta, mentre che c'è Elison, dagli il microfono ad Alex. Cognata, vedi, tutta colpa di Stefano. Sì, avevi ragione, quello vizio. Qui è vero.
No, puoi rimanere qua, poi ora lo lasciamo solo soletto, intanto rimani qua. Vabbè, a questo punto la seconda canzone gliela dedichi a tua cognata, no? Certo. Giusto? È il T? È quella con Alessandro? Sì, facciamo il duetto con Ale. Ecco. Vabbè, ci siamo? Va bene, accetto tutto. Stasera prendo da qualsiasi cosa. Mi piglia una carica mica con Deborah, quindi. E tu ci pensi ancora? Mettiamo il video direttamente così facciamo vedere ad Alessandro. Va bene Elison, comunque grazie per la tua preziosa partecipazione, chiedimi ancora scusa. Ciao, buonasera. Saluta Sabrina. Ciao tesoro, un bacio. Ciao. Ciao. Alex Olivieri, Alessandro Fiorello, E tu ci pensi ancora? Ti sento troppo male, ma pensa ancora tu. Mi dici non è niente, non la pensi più. Ma ti conosco bene, non ti credo no. Tu hai innamorato pazzo, sei deluso tu. Ti giuro non credevo, non lo immaginavo. Mi l'ha girato il cuore ed anche l'anima. Ma adesso che è nata non lo importa a me. Adesso ci sto male, voglio solo lei. Ci stai male tu, che ti scarfo cuore quando vedo viene già. L'ultima occasione forse tu li hai perdonato. Se ci tieni ancora questo amore li hai cercato. Non fa tornare la storia. Male sono già, lei mi ha fatto tanto male, mi ha rubato il cuore. Prima mi giuravo che voleva bene a me. Mi ha ingannato, mi ha tradito, non mi ha amato mai. Sulle falsità e ci sto male. Lascia sta l'orgoglio e mo tu li hai cercato. La donna dei tuoi sogni è lei, soltanto lei. La ami da impazzire, questa è la realtà. E se ci tiene ancora, non fa morire st'amore. Se non so perdonare, che colpo tengo già. Ci provo e non ci riesco, è difficile. Ormai tutto finito, rimane dentro me. Mi manca come l'aria, mi manca da morire. Ci stai male tu, che ti scarfo cuore quando vedo viene già. L'ultima occasione forse tu li hai perdonato. Se ci tieni ancora questo amore li hai cercato. Non fa tornare la storia. Male sono già, lei mi ha fatto tanto male, mi ha rubato il cuore. Prima mi giuravo che voleva bene a me. Mi ha ingannato, mi ha tradito, non mi ha amato mai. Sulle falsità e ci sono male tu, che ti scappo cuore quando vedo viene già. L'ultima occasione forse tu ti hai perdonato. Se ci tieni ancora questo amore li hai cercato. Non va tornare la storia. Male sono già, lei mi ha fatto tanto male, mi ha rubato il cuore. Prima mi giuravo che voleva bene a me. Mi ha ingannato, mi ha tradito, non mi ha amato mai. Sulle falsità e ci sto male. E ci sto male. Ancora mando un grosso bacio ad Alessandro Fiorello. Ciao Ale. Ancora voglio salutare il mio padrino che mi sta guardando. Ciao Sandro, ancora la moglie Marica e il piccolino Damiano. Un bacione grande. Allora Ale,
E la mia piccola nipotina Gioia, ancora mia sorella e mio cognato. Quanti nipoti hai? Quanti nipoti hai? Ma ne ho un 3. Un, più o meno. Ora aspetta, ora c'è ora la quarta e la quinta. Fino a 7. Ce la potremmo fare. Una squadra di pallone, dai. Dai, noi ci prendi? Ecco, perfetto. Allora. Senti, vedi. Pronto? Dobbiamo stringere. Allora, intanto. Era pronto, buonasera. Buonasera. No, stai. Buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera. Con chi parliamo? Ciao, Salvo, come Ciao, stai? buonasera. Intanto saluto la tua ospite. Questa è Mirti. Questa è Mirti da Genova. Saluto la tua ospite, gli do il benvenuto, Sabrina, anche se non la vedo perché non avete acceso la diretta, non so come mai stasera vi siete dimenticati. No, adesso c'è la diretta. C'è. Adesso c'è, ormai mi sto mangiando un orecchio con la cuffia. Avete acceso, bravi. Vi citerò per danni. Da Genova. Salutiamo Giuseppe. Giuseppe, sì, cuore mio, salutatemelo. Il cuore di mamma che è lontanissimo da me. Kika si chiama? Kika? Non lo so. Giuseppe, come si chiama? No, io saluto Akira. No, Akira. Mettila, Salvo. Adesso glielo raccontiamo a Sabrina, no, è troppo Apollo tardi, fritto, non ce la possiamo fare. Alla prossima. Alla prossima, quello. Sabrina, devi sapere che Salvo sta cercando di sbranare il mio cane, un chihuahua di 2,5 kg. Poverino. Gli sta antipatico, vedi che dice. Anch'io c'ho Devi un ringraziare. chihuahua, sai? Ecco, diglielo che sono. Devi ringraziare che pesa 2,5 kg. È 2,5 kg. È pure dimagrita, quindi non c'è trippa per piatti. Non c'è pericolo. Perché se era 4 kg già è. Siamo già in pericolo. Infatti la faccio correre per farla dimagrire così almeno. Salvo, proprio se vuole sbranare qualcuno, c'ho anche un Bitiball di 4 anni. Bravo, presentaglielo. Salvo, hai sentito Sabrina che dice? Vai. Vai Coricino, vai a abbracciare il pitbull. Mi fa piacere. Va bene ragazzi, non so che cosa avete nella playlist. Vabbè, dedicatevi adesso qualcosa di bello. Una canzone ti dedicherà Sabrina, una bella canzone. Ecco, va bene, dai, non sei la ascoltiamola donna con perfetta. piacere. Non sei l'uomo perfetto. Non vi vedo, ma vi non sento. sei la donna perfetta. Come? Non ci vedi? Ci piace questo qua, ci piace. La dedico a tutti. Ti piace questo ragazzo come ha cantato? Chi? Ti piace questo ragazzo come ha cantato? Alex. Sì, Alex. È molto però bravo, vero Alex? Peccato che non l'ho visto. Bravo. È bellissimo, te lo dico io, è bellissimo. Sì. Ma che cosa? Pure? Sì. Certo. Bene. Ci fa piacere, dai. Ci voleva il ci fa piacere di Mi Salvo. sei sembrata Brigandone, mi fa piacere. No, e purtroppo non vi vedo, posso solo immaginare com'è. Descrivilo. Com'è? È com'è? Un giubbotto grigio, 1 metro e 65 più o meno, 67. No? La mia Giusto. altezza. Quindi bello alto già. L'altezza va bene, poi è molto più giovane di te. Vabbè, ma Mi che dispiace. c'entra a livello di bellezza? Dico. Che fai? Io ormai in panchina non si può fare niente, sto matrimonio non si può fare. Troppo piccolo. Ma io sono fuori uso, ormai in panchina. Ma ormai dai. basta, io mi godo lo scenario adesso. Dai. Io ho già dato, basta. Ok, Mirti, dai. Va bene ragazzi, un abbraccio forte a tutti. Ciao. Specialmente a mio figlio Giuseppe che non posso abbracciarlo per ora. Buonanotte, buon proseguimento di serata. Io vi ascolto. A domani. Vi vedo, ma vi ascolto. Ciao ragazzi, Mirti. Ciao. Allora noi concediamo ad Alex. Ritornerai molto presto. Questo tranquillo, magari quando c'è Alessandro, così farete qualcosa insieme, visto che avete tanti duetti insieme. Ok? Grazie veramente. Vuoi salutare ancora qualcuno? Sì, grazie a te Stefano, ancora grazie Sabrina, vi ringrazio tantissimo. Seguo ancora tutti quelli che mi stanno seguendo, i miei genitori, ancora mio zio, ancora mio fratello, mia cognata, mia sorella e tutti voi, grazie. Grazie, sei un simpaticone. In bocca al lupo. C'è una telefonata mi sembra, vero? La prendiamo? Allora,
Voglio salutare a Tino Condorelli. Ciao Tino, un abbraccio. Ciao Mimì, Yolanda, Giuffrida. Sì, ora cantiamo. Che abbiamo una telefonata. Pronto? Buonasera, sono Maria Stella. Buonasera Maria Stella. Buonasera Stefano, buonasera Sabrina. Buonasera, ciao Maria Stella, ciao. Intanto complimenti sempre per la conduzione, per la trasmissione e per la compagnia che ci fate. Grazie. Dov'era? Poi vorrei salutare ovviamente mio marito Di Bella Rosario, augurargli una buona notte. E poi Stefano, se era possibile, se mi potevi dedicare la canzone quella là con tua moglie. Con te. Sì. Vabbè, farò Non questo. mi ricordo per il titolo. Sì, con te. Sì, e posso fare salutare il bambino? Certo, fai pure. Ciao papà, ti voglio bene, buonanotte. Sentiti questo audio prima che stai dormendo. Buonanotte papà, ti voglio bene. Ok. Stefano, grazie, buonasera a tutti. Grazie a voi, buonanotte. Poi ti Ciao, dedico Rosario. un brano per tuo marito, ok? Grazie Sabrina. Stai in grazie. ascolto e lo senti poi, ok? Ok, Un bacio, certo. ciao. Grazie mille, buonasera. Allora, io voglio cantare questo brano dedicato a Marison. Elison. Dai, che mi rifaccio. Non sei l'uomo perfetto. Oh, Sabrina. Non voglio stare qui a soffrire. Io che ho bisogno di un amore. Non so cos'è una carezza, un vaso e un abbraccio. Forse ti sei scordato come si fa. Non sento la sicurezza, mi vedo ormai persa insieme a te. Tu non puoi farmi tutto questo. Sai che non è per niente giusto. Voglio sentirmi una donna, non sono una serva che acconsente a tutto ciò che vuoi. Voglio sentirmi in coppa bella, non brivido forte. Con te questo non lo provo più. Non sei l'uomo perfetto che lo camo fa sfatto lavoro in pietà. Non sei tu, ho compagno per sempre in la vita. Non sei l'uomo perfetto, averti accanto non fa nessun effetto. Ormai si è spento l'amore che provavo per te. Non mi fregare, non ci voglio provare ad iniziare da capo con te. Lasciami stare, ora voglio cambiare la mia vita. Non sei l'uomo perfetto, la donna non si tratta come un oggetto. Va via, non ti voglio più mio. Basta te prego che bugia. Basta che bugia. Non voglio più sentirle. Addio, addio. Mi si sceda questi suoni, non sono una perdente. Nella vita voglio vincere. Con te finita per sempre, buttati i momenti divisi con te. Non sei l'uomo perfetto, la donna non si tratta come un oggetto. Non sei tu, ho compagno per sempre in la vita. Non sei l'uomo perfetto, averti accanto non fa nessun effetto. Ormai si è spento l'amore che
E vabbè, mi prende anche questa stasera. Ma questa io non la conoscevo. Vogliamo salutare Sebitoro che è in ascolto. Ciao Seppi! Oggi mi ha portato il caffè. Sì, lui è un grande, lui è... Ciao, come no. Io? Sì. A me mi porta il caffè, a me mi porta il caffè, a Salvo lo porta a scaricare. Ah sì? Allora, io sentendo, diciamo, questo è l'ultimo mio CD. Certo, ci sono tanti brani che se si collegano su YouTube. Ma questo c'è il video? Il brano basta, no, non c'è. Io voglio ringraziare questo capolavoro perché mi hanno fatto i complimenti precisamente per questo CD, perché l'ho registrato da Giuseppe Santonocito. Salutiamo Giuseppe, Raffaele Portanti. Sai che si trova qua. Ok Stefano, cosa ci canti? Va bene, non lo so, cosa faccio te? Come vero, hanno chiesto con te, che tu avevi detto inizio programma, ma hai scritto qualcosa per tua moglie? Certo, bello. Più di una canzone, questa è una l'ultima che gli ho scritto e che tra l'altro abbiamo fatto il video insieme. Ora lo vediamo il video, no? Mandi anche il video, Salvo? Se non succede niente, sì. No, vabbè, che cosa deve succedere, dai. Va bene, dai, con te. Che me fosse mesi non tenesse a te, un aquilone senza vento, senza te. Sono un mare senza sabbia e senza sale, sono cielo senza sole, senza te. Così che la dama aspetta tutte sere, la mattina con il tuo buongiorno amore, stingazza sì più bella, tu mi piace, quando fai a gelosa tu bene a me. Con te sempre, con te sta vita mia voglio campare, st'amore eterno e Dio tu cielo così ci fa lassare, fin quando questa vita non ci stessa a salutare, una stanza al nostro cielo, insieme a te voglio trovare, con te vivendo nell'immensità, se tu con me, se tu che mi fai vivere e campare, sia forza da sto cuore di ne sbattere, con te per sempre senza celazzare, come bella sta vicina a te passare, appazziato maggio prima, innamorata, mi ha scritto in coppe mura da città, noi per sempre amore, per l'eternità. Con te sempre, con te sta vita mia voglio campare, st'amore eterno e Dio tu cielo così ci fa lassare, fin quando questa vita non ci stessa a salutare, una stanza in coppo cielo, insieme a te voglio trovare, con te vivendo nell'immensità, se tu con me, se tu che mi fai vivere e campare, sia forza da sto cuore di ne sbattere, con te per sempre senza celazzare. Amore mio, sei l'unica ragione della mia vita, io non posso vivere senza di te. Ti amo tanto, amore mio, io ti amo.
Salutiamo? Allora. Bello e bellissimi veramente. Con te dedicato tutto interamente per vede l'amore come- mio, che sono ben 37 anni, non sono pochi. Allora voglio salutare Veramente. Adenzo e Francesca dalla Germania che ci stanno ascoltando tramite social, e poi a Melo Conti anche. Ciao Melo Conti? Melo Conti, sì. Melo Ciao, Conti. Melo Conti. Melo Conti, cantante neomelodico. No, salutiamo Io voglio- la dimmi. musica nel cuore, Certo, perché sì, sì. la musica nel cuore, Programma suo. tutti i programmi che ci sono, insomma, guarda, poi questo lo farà Salvo domani mattina? Lo dice domani mattina? Allora, Comunque, saluto io tutti. voglio cantare un brano che è sempre nel CD Basta, che lo troverete alla Sia Musica, questo CD, Yes. il mio ultimo lavoro discografico, in cui Yes. c'è questo brano che mi ha scritto Francesco D'Aleo, che si intitola Franumese. Siccome ci sono molte persone che chiamano, tu sai anche nella tua trasmissione, che tramite la televisione stanno un pochettino in contatto con i loro cari. Certo. E io ho voluto fare questa canzone in modo che una presto libertà a tutti gli ospiti dello Stato, e la canto così, bella seduta, con qualche bel primo piano, al cameraman. No. Franumese, un po' atmosfera si può avere? Un po' le luci? Ok. Sottofondo. Dedicato anche ad Agata Arena e a tutti gli amici nostri che sono a quest'ora sotto le coperte. Mi ritrovo a pensare quando stavamo insieme, din da notte più scura, io mi metto paura, piango sulle andoliette, quando tu rinda sta casa, non sai quanta bugia, ai bambini racconto, loro sanno che sei fuori per fatica, sto costretta a nascere una verità che già fa tutti i giorni ti vanno chiamare, forse è meglio già la verità che già fa. Stanno crescendo, stai tranquillo, tutto si aggiusterà, se hai sbagliato l'ha fatto per noi e capiranno. Sono passati 2 anni, non so quanto mi manca e quanto mi manca, non ci posso fare niente, se io respiro mi manca, tu aspettano tu mi sei, e torna a libertà, stringo i denti e prometto che tu non sbagli più. Quando mi manca, ma 2 mesi ancora stiamo insieme, speriamo che passi in fretta, amore vado, l'avvocato mi aspetta.
Come stai? Stop freeze. Come stai? Io bene, perché? La canzone, come stai? Come stai? Viene, no? Sorgere. Ok, 7 minuti. Che? Stefano. No, dico, come stai? Salvo, tu come stai? Sempre là siamo. Eppure la dieta sta funzionando, è vero? Allora Stefano, Allora, cosa ci canti? No, c'è Deborah, io poco fa che sbagliavo, Deborah non riesce a prendere la linea. Mi dispiace perché mi dice che non riesce a prendere la linea. Vabbè. Un saluto a mia figlia Deborah, Yolanda, ciao se Yolanda, chiami in Lorenzo questo e i momento bambini. è libero. Un bacio amore mio, ti pensiamo sempre io e papà, lo sai. Mi associo ai tuoi saluti. Un bacio. Forza e coraggio. Allora a questo punto non lo so, una canzone, io ho fatto 3 brani tutti lenti, una ritmata, che ne so. Mettiamo no, sempre quella sesta datta quota, no. Nei posti più strani. Oppure che ne so, nei miei sogni, insomma, qualcosa di più allegro. O Serafina, quella non danno amore mai. Vedi tu? Non danno amore. Sei la più bella, provocante, affascina. Tu ti chiami Salvatore, tutto fare. L'hai trovata? L'hai trovata? Salvo. Esatto. Qual è Serafina? Serafina, non qual danno è amore questa? mai. Il titolo è Non danno amore mai, però tutti mi chiedevano Serafina. Che ne so. Andiamo? Fai tu, Salvo. Stefano Rio con Non danno amore mai. Non lo so se è questa. È questa? Ok. Vai. Sei la più bella, provocante, affascinante. Tu ti chiami Serafina, tutto fare. Ti prendevi il sole sul balcone, sei nuda tu da sola e facevi impazzire. Ma se qualcuno si avvicina, tu lo mandi subito a fanculo. Smettila di fare tu la stronza, o non troverai mai nessuno. Non danno amore mai mai, combini sempre solo guai. Hai fatto scema tutto quanto, ti senti solo tu importante. Serafina, tu mi fai impazzire, tu mi fai morire, voglio stare insieme a te. Serafina, dimmi di sì, faccio quello che vuoi, tu mi piaci così. Sempre col telefonino in mano a parlare con le amiche solo per spettacolare. Non ti importa niente se qualcuno ti va bene veramente e ti faccia innamorare. Ma se un giorno ti innamorerai, tu veramente capirai, ti farai impazzire più che mai, e così amare tu saprai. Non danno amore mai, combini sempre solo guai. Hai fatto scema tutto quanto, ti senti sola tu.
Ecco non qua. danno amore mai, non danno amore mai. Abbiamo tempo per non so, qualche altro brano, Salvo? Allora, se mi prepari il brano allora basta. facciamo così. Canterà lei e poi mettiamo il video di Anthony, quello quello con Deborah, perché lei sta seguendo il programma, non riesce a prendere la ragazza dei miei sogni. Chiudiamo con quello. Allora, prepariamo il brano Basta, ok? No? Basta. No, è un classico, no, mettiamo un brano mio. Esatto, così basta. Questa sera basta. Questa sera basta. No, devo dire che Un veramente... saluto da Napoli, dalla Germania che ci stanno seguendo. A tutti voi con il brano Basta. Per me non ne ammora, ma se io vedo che se ne va bene, da risponde senza più una scusa. Se ne faccia quando va sa, non ti ama più. Basta, non è possibile chiamarla ancora amore, che sta cerendo sto pensiero di la mente. Basta! Eh sì, mi sa che siamo arrivati alla fine. Però tutto sommato io sono stato veramente molto bene. Mi dispiace, Salvo, per favore gli apri il microfono. Mi dispiace. Cioè mi mannavo fuori, dicevo Scusa, no, ma scusa, 4 minuti che gli dici basta, e che non basta, tagliamo. Comunque, Stefano, io ti ringrazio che mi hai invitato. Cosa dire, mi sono trovata benissimo a casa mia. Come sempre. Grazie a tutti voi, grazie a Salvo,
Che poi Salvo spampinato, no? Popcorn. Un po', no, Spampinato, sì, spampinato. Grazie. Sì. Sì, mi hai detto che ero di Siracusa. Signor Catalisi. Ma come si fa? Io ho trovato al 100%. Poi voglio ringraziare anche questo bel giovane, è il cameraman. E sei mio nipote, figlio di mia Tuo figlia. nipote. Figlio di Mariella. Poi gli ospiti anche, abbiamo anche questo ragazzo che si chiama Alex, scusa perché io per i nomi poco fa l'ho detto, sono inguaiato. Ringraziamo anche ad Alessandro e Francesca perché loro fanno parte del programma. Che speriamo che anche qualche loro altra volta ti troverò qua, sia Francesca sia ad Alessandro, perché sono due artisti che io stimo molto e voglio bene. Voglio bene a tutti, però sai, io certe volte con Francesca quando fa i TikTok li commento perché è simpatica, dai, è simpatica. E niente, io grazie a tutti, ti ripeto, sono stata benissimo, mi sono divertita, le cose che ho detto sono state spontanee perché io sono così, non c'è niente di... Non abbiamo mai copione, non abbiamo usato mai un copione, non faccio mai scaletta. Neanch'io. Vuoi dire qualche altra cosa tu? Niente, io a questo punto, visto che si è fatto troppo tardi, ringrazio tutte le persone che hanno partecipato a questo programma, tutte le persone anche che hanno ascoltato in silenzio, insomma, grazie sempre a Salvo, alla regia, a cameraman Alessio, grazie ad Alex e grazie soprattutto a te. Grazie a te Stefano. Grazie pubblico. Stefano, sei un grande artista e sei anche una grande persona. Veramente lo dico con il cuore, perché io, come tutti sanno, io le cose, quello che penso dico. Probabilmente sarà una cosa negativa, però per quanto riguarda me è una cosa positiva perché sono così. Quando si devono dire le cose si devono dire, a volte sembra che sbagliamo, però se è detta o diciamo, allora la verità è spontanea, perché se tu, io per esempio faccio il programma anche il di giorno, non è che devo pensare a quello che devo dire, mi presento a pubblico a quello che loro mi dicono e spontaneità rispondo. Tu rispondi, esatto. E stessa cosa sono così. Esatto. Bene. Ciao questo, a tutti. Buonanotte e Noi buona ci vita a tutti. Domani. Ciao Sabrina. Ciao ragazzi. ciao. Ed è arrivato il mio weekend, solito posto al pub con gli amici miei. Vedo una donna bella che viene verso me, sorridendomi. Ti chiedo scusa, ma tu chi sei? Sei la ragazza dei sogni miei. Dammi un vaso, fammi sognare, è tutto quello che voglio da te. Mi batte forte il cuore guardandoti negli occhi, è forte l'attrazione che provo su di te. Sei bella da morire, mi hai fatto innamorare, sei dolce come il miele che ti ha fatto vasare. Dammi le mani, corriamo insieme, giriamo il mondo soli io e te. Nell'universo ci troveremo, sempre abbracciati, solamente io e te. Mi ha fatto vasare. Ed è finito anche il weekend, ma nei pensieri miei sia padrone tu, come una favola sei tu. Con quegli occhi tu sei bellissima, dammi un vaso, fammi sognare,
e te, e che ha fatto la casa. Mi batte forte il cuore guardandoti negli occhi, è forte l'attrazione che provo io per te. Sei bella da morire, mi hai fatto innamorare, sei dolce come il miele. Spot. La musica stimola il corpo, la mente, l'anima. La musica è arte. Affidati a chi della musica ha fatto la sua vita. Studio di registrazione allo Stato dell'Arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito. Esperienza quarantennale per risultati sensazionali. Arrangiamenti, missaggi e mastering di alta qualità con apparecchiature analogiche e digitali. Allo Stato dell'Arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito, via Pietro Mascagni 49, Catania. 347 788 4953. Pagina Facebook allo Stato dell'Arte Sea Musica. Sea Musica, produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok. Sea Musica, via Santa Maria di Bethlehem 31, Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook Sea TV oppure chiama il 345 8792 083. Perché da noi la tua pubblicità funziona.